Buonasera e benvenuti al Pala Rigopiano di Pescara, ottava giornata del girone di ritorno di Serie A Futsal, Acqua e Sapone Unigross, CMB, Signor Prestito. Tra poco il fischio d'inizio, le formazioni: il Signor Prestito con Silletti, Nucera, Petragallo, Mancusi, Tobe, Zancanaro, Pulvirenti, Lignares, Caruso, Sanchez, Grippo, Bruno, Restaino, Ciampitti, allenatore Fausto Scarpitti. D'acqua e Sapone Unigross con Mammarella, Patricelli, Marrazzo, Oliviero, Murillo, Calderoli, Jesulito, Ghi, Mambella, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Nicolodi, Rocia, allenatore Massimiliano Bellarte. La partita è appena iniziata, attenti a Calderoli. Intanto gli arbitri: Acquafredda di Molfetta, Cozza di Cosenza, Crono, Marchetti di Lanciano. L'Acqua e Sapone che ha il primo possesso di palla in questi secondi iniziali, con Jonas che fa parte del quintetto iniziale insieme a Capitan Murillo, Mammarella, Calderolli e Jesulito, questi 5 dell'Acqua e Sapone Unigross. Il Signor Prestito con Nucera tra i pali, Roberto Tobe, Decio Restaino, ex giocatore della Tombesi Ortona nella passata stagione, Sanchez e, se non andiamo errati, Pulvirenti. Sì, questo è il quintetto della formazione lucana, oggi ospite dell'Acqua e Sapone Unigross, con un roster segnato dalla mano del giudice sportivo in maniera determinante. 4 assenti per il mister Scarpitti, 4 assenti di un certo rilievo nella Signor Prestito: il portiere Weber, Cristiano Fusari, Vega e Visonan, che è fuori addirittura per 2 giornate. Nell'Acqua e Sapone invece assente ancora Dudu dopo la lussazione alla spalla subita alla vigilia della trasferta di Pesaro. Il difensore italo-brasiliano dovrà stare fuori ancora per qualche settimana in attesa di ulteriori verifiche. Ha tolto comunque le bende, il tutore alla spalla ha cominciato a svolgere qualche seduta di allenamento differenziato, aspetta adesso esami strumentali per capire quando potrà rientrare, magari non nel prossimo impegno di Coppa della Divisione a Pomezia contro la Mirafin, ma forse nella trasferta di Rieti o nella partita subito successiva. Problema diffide invece per Massimiliano Bellarte, visto che oltre a Dudu, che oggi non c'è, sono altri 4 i giocatori nerazzurri diffidati: Douglas Nicolodi, Calderolli, Jesulito e Luciano Avellino. Quindi vedremo oggi se questi giocatori riusciranno a evitare il cartellino per non saltare il prossimo impegno. Come abbiamo detto, prossimo impegno sabato 29 febbraio ore 18 a Pomezia contro la Mirafin, formazione di A2 nel quarto di finale di Coppa della Divisione. Attenzione qui, attenzione al sinistro strozzato di Restaino, era rimasto tutto solo da buona posizione, non è riuscito a coordinarsi il numero 24 del CMB che oggi gioca con una maglia gialla, pantaloni neri. Qui Jonas solo davanti alla porta, prova a calciare Nucera in uscita bassa fino al limite dell'area. Jonas che finisce in un fazzoletto, poi è l'ultimo a toccare il pallone, quindi rimessa laterale per la Signor Prestito. Batte Pulvirenti, Murillo prova a anticipare Restaino, non ci riesce Restaino, gran controllo e gran gol del CMB di Decio Restaino dopo 2 minuti e 24 secondi. E colpo a sorpresa del Signor Prestito, alla prima palla buona Restaino ha bucato Mammarella, colto di sorpresa Capitan Murillo che ha cercato l'anticipo, non ha indovinato il tempo dell'intervento. Restaino ha fatto un ottimo controllo e poi il sinistro improvviso e angolato alla perfezione, non ha lasciato scampo a Stefano Mammarella. Quindi in vantaggio la Signor Prestito al Pala Rigopiano di Pescara dopo 2 minuti e 24. Il gol di Restaino. Signor Prestito che
sembra non avere nessunissima intenzione oggi di mollare qualcosa, nonostante il roster, come abbiamo detto, contato a causa delle squalifiche. Grande approccio della squadra di Scarpitti, e non bisogna dimenticare tra l'altro quello che è successo nella gara d'andata a Salandra, un 7-7 pieno di emozioni, tra l'altro riacciuffato dall'Acqua e Sapone Unigross a 30 secondi dalla sirena finale con un colpo di tacco geniale di Calderolli, ma la Signor Prestito aveva segnato 7 gol andando quasi sempre in vantaggio, poi aveva ceduto nel finale con il portiere di movimento dell'Acqua e Sapone Unigross, prendendo solo un punto. Una partita difficilissima per la squadra di Bellarte, e quella di ritorno qui al Pala Rigopiano sembra aver preso una piega comunque non facile dopo 3 minuti e 30 secondi di gioco. Signor Prestito 1, Acqua e Sapone Unigross 0, il gol di Restaino. Bellarte si prepara, intanto Chesulito che giostra sul pallone da destra, si accentra per calciare col sinistro ma cicca un po' questo pallone, il tiro non è pulito, è debole e non trova la porta. E Calderolli, un'entrata dura di Calderolli, ma dentro i confini del regolamento sul Restaino, che si rialza, può continuare a giocare. Entra intanto Luciano Avellino, fuori Capitan Murillo, attenti a Tobe, giocata di Tobe, proprio Avellino deve mettere il pallone oltre la linea di fondo per evitare sorprese. Bell'aggancio di Tobe, poi palla morbida sul secondo palo, non c'era però nessun compagno pronto ad intervenire. Qui l'angolo, Tobe tenta la svolata, finisce per servire Avellino, parte il 2 contro 2, Coco Wellington appena entrato in campo, tocca subito a lui amministrare questo pallone, ancora Avellino. Calderolli cerca il passaggio per Jonas, anticipato però Jonas proprio da Restaino, se non andiamo errati, che lascia il campo al numero 9 Caruso. Ancora Coco contro Tobe, Avellino cerca l'incrocio dei pali, fuori Jonas, dentro Ghi. 4 minuti e 12 secondi, fa il suo ingresso in questa partita anche il pivot dell'Acqua e Sapone, 20 gol finora. Cerca anche oggi di avvicinare alla vetta della classifica marcatori, un momento comandata da Rodolfo Fortino. Cambiato tutto il quartetto dell'Acqua e Sapone, con Avellino, Nicolodi che torna dopo l'assenza di Pesaro e Ghi, Caruso, Pulvirenti che cercava Caruso. Coco contro Tobe, Tobe serve il pallone a Sanchez, poi ritorna l'ex nazionale under 21 spagnolo. Grande esperienza di Tobe a livello internazionale e anche in Italia con la Luparense. Avellino, il sinistro sporcato, è la prima occasione dell'Acqua e Sapone. Bravo Nucera qui in uscita, cerca di non far rimpiangere il collega Weber squalificato. Coco in mezzo per Nicolodi, la palla che torna in campo, poi Nucera ci mette una mano, si fa anche male nel tentativo di ribattere in rete. Nicolodi colpisce forse il portiere. Esce Sanchez, entra con il numero 3 Mancusi. Scarpitti fa ruotare tutti gli uomini a disposizione, è entrato anche il capitano Zancanaro, numero 5.
Coco era angolo, ma restituisce il pallone al signor Prestito tra gli applausi del Palarigopiano. Ora Coco, Ghi salta con Zancanaro che ha la meglio, poi torna a recuperare, a strappare il pallone dai piedi di Caruso. Ancora qui Ghi che manca l'aggancio, lo fa un cenno di intesa ad Avellino. Sale un po' il ritmo dell'Acqua e Sapone Unigross, che dopo 5 minuti e mezzo è sotto di un gol. E Avellino contro Caruso, mette un braccio Avellino, commette fallo, è il primo fallo della partita. Ancora Nicolodi, Coco e Ghi scambiano, poi Avellino deve recuperare questo pallone che sta per finire dai piedi di Caruso. Ora Ghi 1 contro 1 con Liniares. Avellino, Coco cerca di saltare il numero 3 Mancusi che fa un ottimo intervento, poi Mammarella deve rimediare alle indecisioni dei compagni lontano dalla porta, mettere al sicuro un pallone che era diventato all'improvviso pericoloso. Coco, Avellino, Nicolodi fa molto possesso all'Acqua e Sapone Unigross, ma al momento non ha creato grandissimi pericoli alla porta del signor Prestito. Ancora Ghi e Nicolodi. Che guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco, la andrà a battere Luciano Avellino. Nicolodi che si piazza molto lontano fuori dall'area di rigore, invece Ghi entra, ma il pallone poteva essere indirizzato a lui, arriva con un attimo di ritardo. Sono passati 7 minuti di questo primo tempo, Acqua e Sapone 0, signor Prestito 1 con il gol di Restaino. Qui Ghi ruba un pallone, si avventura da solo centralmente verso la porta, poi il pallone viene deviato. Ancora una rimessa per l'Acqua e Sapone Unigross con Avellino e Nicolodi che fanno girare il pallone. Ghi contro Zancanaro, all'indietro per Nicolodi. Nicolodi prova a fare tutto da solo dalla distanza, difficile trovare il gol da quella posizione. Pallone regalato di nuovo a Nucera. Ghi manovra con il pallone tra i piedi, poi Coco, buona intuizione di Coco per Nicolodi. Nicolodi fatica a controllare il pallone, danza sulla linea del fallo laterale, torna sui suoi passi, calcia, Nucera c'è ancora in uscita, fuori dai pali, molto bravo Nucera finora. Ora Coco, pallone rubato, Nicolodi e ancora Nucera esce con i tempi giusti. Finora davvero determinante la prontezza del portiere di riserva, possiamo dire così, del signor Prestito, poi il destro di Avellino che non trova la porta. Ancora non c'era, lungo per Restaino, l'autore del gol che in questi primi 8 minuti decide il risultato. Acqua e Sapone ancora sotto shock dal gol subito all'improvviso contro il signor Prestito, forse ancora di più dalla prestazione di Pesaro. Qui Coco, sinistro potente, ancora Nucera,
che col passare dei minuti si sta ritagliando un ruolo da protagonista assoluto. Avellino carica il destro, palla fuori di pochissimo, questa volta tutto molto bello. Qui Restaino commette fallo su Avellino, è il primo fallo del CMB. Signor Prestito, tra l'altro, aspettando il risultato di questa partita, nelle precedenti 22 partite giocate ha messo insieme 35 punti, conquistando l'8° posto. Ha mancato per pochissimo la Finaletri Coppa Italia, subendo il sorpasso del Mantova nella parte finale del girone d'andata, poi invece ha ricominciato alla grande il ritorno e ora è 8ª, addirittura con vista sul 4° posto, occupato in questo momento dal Meta Catania, che però ha già giocato vincendo sul campo dell'Arzignano, quindi a 38 punti con 23 partite. Ora si attendono i risultati della partita del Palarigopiano, ma anche quelli della Feldi Eboli e della Sandro Abate, sono rispettivamente 7ª e 6ª. Qui Restaino fa un gran lavoro per Tobe disturbato da Jesulito, non riesce a calciare bene, ma rischia l'acqua e sapone. Calderolli si accentra, il palo di Calderolli, bellissima la giocata di Fabrizio Calderolli. Qui Coco, un'entrata decisa su Pulvirenti, ma sembrava abbastanza chiaro l'intervento sul pallone. L'arbitro probabilmente invece lo punisce per l'irruenza dell'intervento, ma vediamo, probabilmente Coco aveva colpito il pallone. Però intanto c'è il terzo fallo dell'Acqua e Sapone Unigros dopo 9 minuti e 17 secondi. Sanchez sul pallone prende la rincorsa, Mancino Sanchez infatti cerca direttamente la porta di Mammarella, non la trova. Un palo clamoroso di Calderolli qualche secondo fa. Palla all'indietro per Murillo, palla anche deviata, poi Ghi sulla ribattuta di Nucera. Alza troppo la mira, da pochi passi Ghi, palla sopra la traversa. Murillo, recupero del pallone, Ghi, spalle alla porta, appoggio per Murillo, la punta del capitano. 9 minuti e 52 secondi, il pareggio dell'Acqua e Sapone Unigros. Un gol della premiata ditta Ghi Murillo Ferreira. Pareggia i conti quindi l'Acqua e Sapone Unigros contro la Senior Prestito dopo 9 minuti e 52. 1-1. E poi Restaino che non fa ripartire Calderolli, ma i due si chiariscono. Jesulito vede arrivare Calderolli che poi finta con il destro. Si scontra di nuovo con Restaino nel controllare il pallone. Va giù il numero 24 della Senior Prestito.
prende la diretta con Ghi che lavora questo pallone contro Tobe, prova a fare tutto da solo Ghi, vanno giù sia lui che Tobe, riesce a tenere il pallone, il possesso del pallone, il pivot dell'Acqua e Sapone Unicross, poi Calderolli pressato da Sanchez, pallone tra le mani di Mammarella, si ricomincia, palla lunga di Murillo per Ghi, troppo però. Gli arbitri assegnano la rimessa però all'Acqua e Sapone Unicross, è stata una deviazione. Calderolli alla battuta, Ghi al limite dell'area, si gira, Ghi! Il Toro, ancora lui! La ribalta l'Acqua e Sapone dopo 10 minuti e 42 secondi. 2-1 per la squadra di Bellante. Cambia tutto quindi al Palarigopiano dopo pochissimi secondi dal vantaggio di Restaino a 2 minuti e 24. Nel giro di 20 secondi effettivi l'Acqua e Sapone Unicross segna 2 volte, prima con Murillo servito da Ghi, poi con lo stesso Ghi che si mette in proprio, spalle alla porta, si gira, palla tra le gambe di Nucera, 2-1. 8 minuti e 30 alla fine di questo primo tempo. C'è ancora molto da vedere qui al Palarigopiano. Nicolodi ancora incespica sul pallone, perde il duello con Caruso, palla in rimessa, la rimessa laterale è del signor Prestito. Va a batterla Tobe, palla all'indietro per Sanchez, che bomba di Sanchez col sinistro improvvisa. Mammarella è sulla traiettoria ma la alza per non rischiare nulla. Ancora Sanchez, questa volta prova un controbalzo che non ha grandi pretese. Nuovo possesso dell'Acqua e Sapone, capita Murillo, Coco Wellington, Jonas prova a liberarsi, poi si porta il pallone fuori, guarda l'arbitro che non assegna rimessa. Qui Caruso che va giù al limite, c'è fallo, il quarto, e anche cartellino giallo. Capitan Murillo, ancora una leggerezza, un blackout improvviso nell'organizzazione difensiva dell'Acqua e Sapone. Bravo Caruso ad inserirsi. Ammonizione per Capitan Murillo. (12:07 del primo tempo). Sanchez col sinistro, serve questa volta un compagno, poi la palla a Tobe. Tobe si lamenta per questa palla a mezza altezza ricevuta, ha provato comunque a servire Caruso sul secondo palo ma il pallone è uscito sul fondo. E Murillo non faceva parte della lunga lista di diffidati dell'Acqua e Sapone Unicross. Murillo triangola con Nicolodi, Nicolodi fatica a controllare questo pallone, concede un nuovo possesso all'Acqua e Sapone. Jonas questa volta tocca il pallone, vola in maniera spettacolare Lignares ma non viene toccato dal numero 20 nerazzurro. Palla lunga, Tobe, controllo col destro, tiro di sinistro, palla che va sul fondo.
c'è time out. Con il gol segnato poco fa, Ghi sale a quota 21, raggiunge per il momento Rafael Sanna, un ex tra l'altro dell'Acqua e Sapone in classifica marcatori, e Cristian Borruto ancora a 25 in beata solitudine Rodolfo Fortino. Vediamo tra l'altro il risultato di Camedosson Pesaro, al momento è di 0-2, ma per i marchigiani hanno segnato Jefferson e Taborda e non il Cobra. Invece si riprende intanto 1-1 tra Sandro Abate e Genova, con i gol di Gianluca e Ortisi. Si sono giocate ieri Latina Rieti e Arzignano Catania. Giovedì in diretta su Rai Sport invece abbiamo potuto apprezzare il derby romano tra Seibert Laniene e Lido di Ostia, finito 7-3 per gli ostiensi, alla quarta vittoria consecutiva se non andiamo errati. E senti questo pallone recuperato da Caruso che calcia, guadagna probabilmente un angolo, forse no? Sì, ha ragione Caruso che chiedeva l'angolo, il pallone è stato deviato, anche Mammarella fa un cenno di intesa, quindi angolo per la signor Prestito. Dicevamo Lido di Ostia che ha clamorosamente staccato tutti nella zona retrocessione, piazzandosi al sest'ultimo posto con 24 punti. Qui Coco, c'è fallo sul numero 18 dell'Acqua e Saporoni Gross, e il secondo fallo per il signor Prestito. 6 minuti e 50 all'intervallo. Il miglior marcatore del signor Prestito è il numero 10 David Sanchez con 19 gol finora. Esulito scappa sulla destra, si accentra, guarda dal palo opposto Jonas, il rasoterra di Jonas e poi la ribattuta sempre col piatto destro a giro alta. Bravo Nucera, ben posizionato sulla prima conclusione di Jonas, più insidiosa. Rinvia male con le mani cercando Caruso, palla restituita all'Acqua e Saporoni Gross. Poco esulito, Ghi prova a scappare a Zancanaro, Ghi ancora lui di potenza, poi addirittura deve dribblare anche Coco. Riparte signor Prestito, attenti qui a Mancusi, il sinistro di piatto di Mancusi, bellissima palla qui per Avellino, solo davanti a Nucera, Avellino, Nucera da terra, Avellino lo scavalca, Coco arriva, ma c'è Zancanaro che ha capito tutto e lo anticipa. Ma qualche istante fa vicina al pareggio il signor Prestito con il suo giovane numero 3 Mancusi. Ghi, la sua solita giocata, si accentra, scarica un bordata che però Nucera in due tempi riesce a parare. Ricomincia allora la squadra lucana.
Coco sul lato destro per Chesulito che non controlla il pallone. Non è una giornata di grande brillantezza per la squadra di Bellarte finora in questi primi 15 minuti. Ancora Mancusi che sbuca in mezzo a due nerazzurri, calcia verso la porta. Sta mettendo in mostra questo ragazzo del signor Prestito. Sta giocando con un minutaggio molto alto. Qui Ghi tenta una finezza per Chesulito, finisce per regalare il pallone a Zancanaro, poi che va giù. Lo stesso Ghi di forza, poi Mammarella vince il duello aereo con Caruso e di testa butta il pallone fuori. 4 minuti e 49 all'intervallo, 2-1 per l'Acqua e Sapononi Gross, partita apertissima con la CMB signor Prestito che continua a giocarsela senza paura e senza farsi condizionare dalle tante assenze. Torna in campo Decio Restaino, numero 24, autore del gol della squadra di Scarpitti. Che Calderoli di nuovo in campo nell'Acqua e Sapone. Coco contro Lignares. Coco cerca di andare in verticale la squadra di Bellarte, ma un altro passaggio sbagliato, l'ennesimo della serata. Murillo, anticipo, Chesulito con calma, fa posizionare i compagni, alza la testa, ricomincia da Coco. Murillo, palla in profondità per Calderoli, troppo lunga però. Tre minuti e 50 alla fine del primo tempo. L'Acqua e Sapone tra l'altro ha 4 falli, deve evitare di commettere il quinto. Ancora Sanchez, palla deviata. Ora Tobe in area all'indietro, Tobe per Lignares, chiede l'angolo ma non c'è secondo l'arbitro. Mammarella lungo per Calderoli, destro fuori misura del numero 21 dell'Acqua e Sapononi Gross. Nuovo possesso per i Lucani, qui Tobe di testa. Mammarella capisce tutto, fa ricominciare Murillo. Va giù Calderoli, toccato duro da Sanchez. Il terzo fallo del signor Prestito. Si rialza Calderoli senza grandi problemi. Nicolodi per Jonas. Murillo, nuovo un errore in fase di disimpegno di Murillo. Poi Calderoli, il numero su Restaino, possesso nerazzurro. Nicolodi, 3 minuti alla fine del primo tempo. Ancora Murillo, tu per tu con Tobe, prima sbaglia, poi recupera. Jonas, lo scambio tra Murillo e Calderoli. Calderoli che va di nuovo giù, questa volta dolorante. Calderoli rimasto a terra, credo in uno scontro con Pulvirenti. Si tocca la caviglia sinistra Fabrizio Calderoli, viene aiutato a rialzarsi da Nucera. Non c'è stato fallo secondo gli arbitri.
Si torna in diretta, quindi Murillo prova a saltare Pulvirenti che fa buona guardia contro il capitano dell'Acqua e Sapone Unicross, va in Nucera con i piedi, palla lunga, la recupera Calderolli. Di nuovo lo scambio con Murillo, Calderolli tenta lo scavino su Nucera, riesce solo in parte e poi Sanchez va a recuperare il pallone. Qui Calderolli di nuovo con Nicolodi. Non è in grande giornata Douglas Nicolodi, aveva già saltato la partita di Pesaro per problemi muscolari, anche oggi non è ancora al 100%. 2 minuti all'intervallo, l'Acqua e Sapone che è andata vicina al terzo gol. Ora Tobe e Restaino scambiano i due, fa buona guardia alla squadra di Bellarte, poi Nicolodi capisce che è solo, prova a fare tutto. Guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco, andrà a batterla Luciano Avellino che è appena rientrato sul parquet. La palla di Avellino che filtra per Ghi. Time out chiamato dal signor Prestito. Sì, scusami, te la volevo offrire, me la sono dimenticato. No, già ho bevuta una io qua, se no la telecronaca poi la devo lasciare. Abbiamo fatto. Vai. Torniamo in diretta, intanto il Pesaro ha triplicato a Dosson con il gol di Giulio De Oliveira dopo 12 minuti ed è iniziata anche Italian Coffee Petrarca Feldieboli che iniziava alle ore 19. 1 minuto e 37 alla fine del primo tempo. Acqua e Sapone Unicross 2, CMB Signor Prestito 1. Primo tempo finora molto aperto con diverse occasioni ma non eccelso dal punto di vista della qualità del gioco, soprattutto per quello che riguarda la formazione di casa che sembra ancora un po' scossa, un po' bloccata dopo il KO di Pesaro. Il CMB che invece senza 4 pedine fondamentali sta mettendo tutte le proprie energie sul parquet del Palarigopiano ed era andata anche sorprendentemente in vantaggio con Restaino. Ghi spaglia la porta, ricomincia da Jonas. Avellino, Coco si gira su Lignares che riesce a sporcare il pallone. Rimessa dell'Acqua e Sapone. Coco per Ghi, quasi sulla linea di porta. Che parata di Nucera. Grande serata del portiere di riserva del signor Prestito. Sostituisce lo squalificato Weber. Finora diverse parate decisive. Intanto a 58 secondi dall'intervallo c'è il quinto fallo dell'Acqua e Sapone Unicross commesso da Ghi a metà campo, 50 secondi alla fine del primo tempo. Avellino anticipa Zancanaro, palla in fallo laterale. Zancanaro all'indietro per Lignares, Tobe prova a fare tutto da solo ma Marella. Avellino, Coco profondo per Ghi, Zancanaro recupera il pallone, poi Ghi viene chiamato in panchina, torna Murillo.
per questo calcio piazzato in attacco a 34 secondi dall'intervallo. Battuta di Avellino per Murillo, Murillo all'indietro per Coco. Coco cercava passaggio in verticale per Jonas che non riesce, poi scambio tra Murillo e Avellino, palla sfila sul fondo, 22 secondi, c'è ancora una chance in questo primo tempo per il signor Prestito. Nucera lungo per Tobe, Murillo anticipa, Avellino di testa, Jonas mette il pallone a terra, fa passare i secondi con esperienza. Ora Coco, tengono il pallone i giocatori di Bellarte, non forzano. Ora Murillo, Jonas non riesce a verticalizzare. Il primo tempo finisce così, 2-1 per l'Acqua e Sapone Unigros, pausa anche per noi. Torniamo in diretta per il secondo tempo di Acqua e Sapone Unigros, CMB Signor Prestito. Si ricomincia dal 2-1 del primo tempo, in vantaggio la squadra lucana con Restaino dopo 2 minuti e 24, pareggio di Capitan Murillo Ferreira prima del 10° minuto e dopo qualche secondo il vantaggio di Ghi, 21° gol del pivot dell'Acqua e Sapone Unigros. Poi grande equilibrio in campo, occasioni da una parte e dall'altra in una partita non altamente spettacolare come siamo stati abituati a vedere di recente qui al Pala Rigopiano, ma l'Acqua e Sapone Unigros chiude in vantaggio e ricomincia da questo 2-1 prezioso. Ricordiamo che il CMB Signor Prestito non ha 4 giocatori causa squalifica: Weber, Fusari, Vega e Visonan. Coco, Murillo, passaggio troppo corto, Zancanaro arriva sul pallone, carica il sinistro dal limite, palla fuori di poco. Prima chance della ripresa per la squadra ospite. Nel frattempo sulla pagina ufficiale dell'Acqua e Sapone Futsal in arrivo le prime foto del primo tempo firmate da Giampiero Lattanzio. Restaino addirittura nello scontro con Murillo finisce fuori dal campo, viene raccolto letteralmente dai tifosi dell'Acqua e Sapone Unigros. Una scena curiosa dopo 1 minuto di gioco. Lignares cercava proprio Restaino. Poi fallo di Zancanaro su Ghi, il primo fallo è del signor Prestito. Nucera in 2 tempi, para e rilancia con le mani per Sanchez, Sanchez col sinistro. Ma c'è Mammarella, poi Ghi, anche Nucera tu per tu con il pivot dell'Acqua e Sapone Unigros conferma la sua splendida serata. Ottima uscita con i tempi giusti per il portiere del signor Prestito, che resta in partita dopo 2 minuti della ripresa. Qui Lignares col destro non trova la porta. Ancora Ghi su ogni pallone con la solita caparbietà, il numero 11. Ora Jonas largo a sinistra, prova ad accentrarsi sul destro, Nucera non trattiene e i suoi compagni di squadra lo aiutano spazzando via il pallone.
Palla per Calderolli, è troppo lunga. Staino fatica a controllare il pallone, la rimessa è per l'Acqua e Sapone. Murillo e Coco davanti all'area di rigore, poi Avellino, la rimessa è del signor Prestito. Murillo dice com'è possibile, tant'è, si ricomincia. Calderolli su Nucera, guadagna l'angolo. 3 minuti e 10 di questo secondo tempo. Carpitti pronto a rilanciare il numero 3 Mancusi sul parquet. L'Acqua e Sapone c'è Coco che è appoggiato sul palo lontano. Avellino si allontana e indietreggia. Murillo era al limite dell'area, anticipato da Sanchez. Poi lo stesso Murillo guadagna la rimessa, cerca di dare il pallone a Coco, protestano i giocatori avversari con Tobe e poi si fa ammonire Sanchez per proteste. Secondo ammonito del match, David Sanchez, il capocannoniere del signor Prestito finora in campionato. Nel primo tempo ammonito solo Murillo Ferreira per l'Acqua e Sapone Unigross. Va a terra Calderolli nel duello con Lignares. Già nel primo tempo Calderolli ha avuto parecchi scontri e poi c'è il fallo fischiato contro Coco, il primo fallo dell'Acqua e Sapone Unigross. 1-1 situazione falli dopo 3 minuti e 30 secondi del secondo tempo. Qui Coco intercetta la palla di Caruso, fa ripartire l'Acqua e Sapone, gran palla profonda per Avellino in scivolata. Si scontra con Nucera. Avellino ad un passo dal gol, una palla spettacolare di Coco Wellington. Si è scontrato con il portiere avversario che è rimasto a terra. Torna in diretta con il possesso palla del signor Prestito, Lignares, Tobe. Scambia ancora con l'ex arzignano Tobe, pressato da Calderolli e Nicolodi, riesce a servire Caruso. Ancora possesso del signor Prestito. Jesulito calcia col sinistro dalla distanza, trova Mancusi, palla deviata, rimessa laterale in attacco. La batte Avellino che gioca con Jesulito al limite. Jesulito deve ricominciare da Calderolli. Si difende bassa, molto compatta la squadra di Scarpitti, restando in partita, rischiando il meno possibile. Calderolli all'indietro per Jesulito, sinistro di Jesulito, Nucera, mani aperte, palla sopra la traversa, di nuovo angolo per l'Acqua e Sapone Unigross. Intanto prende il largo il Pesaro sul campo della Camedosson, 0-5.
in questo secondo tempo. Ennesima prova di forza della squadra di Fulvio Colini in questo campionato. Acqua e Sapone Unigross che ricomincia da Calderolli a Chesulito. Chesulito si è spostato sulla destra per Tucon Mancusi, sinistro, che andava all'incrocio dei pali, vola Nucera, altra bella parata del numero 23 del signor Prestito. Calderolli, Chesulito controlla male il pallone, poi si appoggia a Mancusi che ripartiva e viene ammonito. Chesulito, uno dei diffidati che salterà quindi la partita di Coppa della Divisione sabato prossimo a Pomezia contro la Mirafin. Jesus Solano Otero, 30 anni, ammonito al quinto della ripresa ed è il terzo fallo dell'Acqua e Sapone Unigross. Proprio Chesulito tra Tobe e Mancusi va giù, recupera il pallone però l'Acqua e Sapone, bella giocata di Chesulito. Calderolli si ferma per un attimo, perde il tempo dell'inserimento. E qui Chesulito firma il gol del 3-1, il sinistro chirurgico del Folletto di Malaga. 3-1 per l'Acqua e Sapone Unigross. Gol pesantissimo di Chesulito. Dopo 5 minuti e 15. Terzo gol quindi per l'Acqua e Sapone Unigross con Chesulito dopo 5 minuti e 20 di questo secondo tempo. Acqua e Sapone Unigross 3, CMB Signor Prestito 1. Ancora 14 minuti da giocare, sono tantissimi. Scarpitti ovviamente continua a gestire gli uomini anche dalla panchina, non pensa ad un anticipo magari del portiere di movimento. La squadra lucana è ancora pienamente in partita, anche se col passare dei minuti e le rotazioni ridotte perde un po' di lucidità. Va giù Avellino, c'è stato fallo. Calcio di punizione davanti all'area di rigore di Mammarella, il secondo fallo del signor Prestito. Qui Ghi perde un altro pallone, va a pressare Nucera, costringe Restaino a buttare via il pallone. Qui Avellino non riesce a tenere l'equilibrio, va giù malamente l'argentino, si tocca la caviglia destra. Qui Murillo, ma lancia erroneamente Restaino solo davanti a Mammarella. Uscita al limite dell'area con la classica parata a croce del numero 1 nerazzurro. Tocca una spalla a Mammarella. Colpito dal tiro del numero 24 del signor Prestito. Qui ancora il sinistro di Vega fuori misura.
Esce Luciano Avellino, entra Jonas. Non una prestazione straordinaria fin qui anche per Jonas Pinto, giocatore che ha colpi da fuori classe, finora rimasto un po' nell'ombra. Qui Coco non trova Murillo nel passaggio di ritorno, concede l'Acquesapone la rimessa al signor Prestito in zona d'attacco. 12:45 alla fine della partita. Pulvirenti, passaggio di Pulvirenti per Tobe, non viene trattenuto dal numero 4. Ora la rimessa laterale per l'Acquesapone Unicross. Murillo ancora una volta rischia su Pulvirenti, Mammarella recupera il pallone, rilancia velocemente per Jonas che applaude ma non poteva arrivare su questo pallone. La CMB che gioca ora senza forzare troppo i ritmi, cerca di evitare di prendere palloni giocate in contropiede dell'Acquesapone Unicross, che subire il quarto gol oggi adesso significherebbe probabilmente uscire dalla partita. Un momento delicato per la squadra lucana. Qui Ghi in mezzo a Sanchez e a Tobe, toccato il pivot, bellissima la giocata di Ghi, sarebbe andato dritto in porta. Terzo fallo anche per il signor Prestito, 3 falli pari per le due squadre, situazione pareggiata. Lunghissime le rincorse di Ghi che calcerebbe con il destro e di Coco che invece è mancino. C'è Jonas sul palo, Murillo larghissimo, Ghi aggiusta il pallone Coco e Ghi scarica un missile col destro potentissimo che colpisce forse alla bocca dello stomaco, no scusate, probabilmente sul polso. Il portiere Nucera si tocca il polso della mano destra, botta violenta di Ghi. Bella la parata di Nucera, però è costata sicuramente qualcosa. Spray sul polso destro per Nucera, sembra voler continuare la sua partita. Jonas contro Tobe, non riesce la giocata di Jonas. Rimessa per la squadra di Scarpitti proprio davanti alla panchina del tecnico molisano, del signor Prestito. 11 minuti e 50 alla sirena finale, 3-1 per l'Acquesapone Unicross. Il Coco, Jonas, Murillo di testa per Mammarella, rischia qualcosa Murillo, non era pressato fortunatamente. Jonas per Murillo ancora, la palla è fuori misura, ancora una chance in attacco per il signor Prestito. C'è cambio, fuori Coco, dentro Calderolli. Mammarella sicuro su Restaino, l'ex della Tombesi Ortona. Protesta la panchina del signor Prestito per l'intervento su Sanchez, poi Lignares. Jonas che aveva toccato anche il pallone. Jonas, c'è il quarto fallo al limite dell'area dell'Acquesapone. L'arbitro Acquafredda di Molfetta richiama la panchina del signor Prestito. Si erano alzati tutti in piedi poco fa per l'intervento su Sanchez, poi però il fallo di Jonas
viene fischiato, quindi si calmano le acque. Zancanaro sul pallone, Tobe si posiziona dietro di lui per calciare con il destro, Lignares largo e per lui il pallone, il destro con il piatto di Lignares. Poteva fare meglio qui il numero 8, Mammarella, serve Calderolli che cercava la sforbiciata, il suo pezzo forte. Lignares gli sposta il pallone. Torna in campo Nicolodi. Brutta serata per Nicolodi. Fatica anche nei controlli più elementari. Il numero 21. Dimostrazione di una condizione non perfetta. Sono errori da lui. Eccolo lo scambio con Calderolli. Largo a sinistra per Avellino. Di nuovo i due fraseggiano. Murillo, ma è andato giù Lignares, ora Murillo si ferma. Tobe applaude tutto il palazzetto, applaudiamo anche noi al capitano dell'Acqua e Sapone Unicross, da sempre un modello di fair play e di correttezza nello stile della società del presidente Barbarossa. Poi Murillo esce, concede di nuovo lo spazio a Jesulito, l'autore del terzo gol. Un secondo tempo decisamente in crescita quello di Jesulito, soprattutto quando parte qui largo sulla destra per rientrare sul sinistro. Torniamo in diretta, ecco Jesulito che di nuovo amministra il pallone, Calderolli, Avellino porta via Tobe, Nicolodi col sinistro potente, quasi da fermo Nicolodi, palla deviata, finalmente applausi per Douglas Nicolodi. Intanto Eboli in vantaggio a Padova contro il Petrarca. Pesaro ha ormai praticamente archiviato la serata di Dosson con uno 0-5, mentre la Sandro Abate vince 3-1 contro il Genova, segnato di nuovo Gianluca e anche Victor Mello nel secondo tempo. Calderolli, l'uscita di Nucera che abbassa la testa. Calderolli dice che sta simulando Nucera, si accendono gli animi sul parquet. Effettivamente Nucera si è rialzato, non sembra avere nessun problema. Sicuramente a quella velocità lo scontro non c'è stato, perché altrimenti si sarebbe fatto veramente male il numero 23 del signor Prestito. Calderolli lo rimprovera di aver fatto fermare il gioco facendo spaventare un po' tutti. Palla restituita all'Acqua e Sapone, 9 minuti e 45 alla fine della partita. Jesulito contro Tobe. Intanto accorcia il Genova a Napoli contro la Sandro Abate, 3-2. Avellino recupera il pallone su Restaino, ma la rimessa è del signor Prestito a 9 minuti e 30 sul 3-1 per l'Acqua e Sapone, che ha commesso 4 falli, 3 la squadra ospite. La partita si è improvvisamente infiammata anche a livello agonistico. Presupposti per un finale incandescente, tutto da seguire. Intanto è terminata. Sandro Abate Avellino Futsal Genova 3-2. Con questa vittoria Sandro Abate sale a 39 punti, scavalca la meta Catania, si piazza al quinto posto alle spalle della Camedosson, che
dovesse essere confermato il punteggio attuale, resterebbe quarta con 45 punti, quindi a -6 la Sandro Abate. Calderolli all'indietro per Avellino. Nicolodi, tunnel su Zancanaro. Nicolodi se ne va sulla destra, prende la mira Nucera, però esce fino al limite dell'area, gli chiude la visuale e con una mano evita il tunnel. Salva ancora il signor Prestito, il suo portiere con la maglia numero 23, protagonista di una ottima prestazione personale Nucera. 8 minuti e 30 alla fine del match. Qui la finta di Pulvirenti per Lignares, palla però esce fuori. Coco recupera il pallone, serve Ghi e Zancanaro, duello, entra anche Coco nella sfida a 4, guadagna la rimessa laterale Coco Wellington. Profetiche le sue parole della vigilia, il CMB raddoppierà gli sforzi, ci metterà ancora più voglia, perdendo 4 giocatori per fare bella figura contro di noi. E così è stato finora, una partita difficilissima per l'Acqua e Sapone Unigros. Proprio per merito della squadra lucana, che sta giocando con tutte le sue forze, con grande volontà per non far pesare l'assenza di 4 giocatori inamovibili nel roster di Scarpitti. Ora Lignares, Avellino, serve Ghi, scambiano i due, Avellino prova a rientrare contro Pulvirenti, fallo. È il quarto fallo del signor Prestito, calcio di punizione in zona d'attacco dell'Acqua e Sapone Unigros. Coco sul pallone, 7 minuti e 41 ancora da giocare, 4 falli per squadra, insomma vedremo come finirà. C'era, piazza la barriera, Coco all'indietro per Ghi, Ghi si libera e poi calcia col destro, disturbato da Zancanaro Ghi, altrimenti sarebbe davvero andato dritto in porta. Sulito, Murillo, Coco gioca su tutto il perimetro l'Acqua e Sapone, Ghi lotta con Zancanaro ancora, poi Murillo cerca ancora Coco, toccato da Caruso, rischia qui di commettere il quinto fallo sotto gli occhi di Cozza di Cosenza. Qui Murillo, controllo, palla all'indietro per Ghi, il destro di Ghi. Sporcato dagli avversari, palla in angolo, 7 minuti e 10 alla fine del match. Coco all'indietro, Murillo, controllo, sinistro, piazzato! Colpo da biliardo di Capitan Murillo. Stop. E sinistro a giro con il piatto, chirurgico. Gran gol di Murillo. 4-1 a 7 minuti dalla fine. Subito time out per Scarpitti.
Si torna in campo per gli ultimi 7 minuti, non c'è Nucera tra i pali del signor Prestito, ma c'è Mancusi, portiere di movimento, con la maglia amaranto numero 3, vedete sul vertice sinistro del campo, quindi 5 contro 4 di Scarpitti, Tobe che gioca da ultimo ad amministrare il pallone, Lignares, proprio Mancusi che perde palla, duella con Murillo. Possesso dell'acqua e sapone, Murillo che cerca Jonas, Mancusi che tornava a dare il cambio a Nucera, invece è ancora possesso del signor Prestito. Sanchez finta il tiro, indietro per Caruso, si continua con la superiorità della squadra ospite. Lignares, Sanchez, poi Caruso, secondo palo per Mancusi che era troppo dentro per colpire il pallone. Cambio, torna in porta Nucera, 5 contro 5, quindi adesso qui Cocco guadagna l'angolo, prova a batterlo velocemente, accorre Murillo che non riesce a calciare verso la porta, ma guadagna ancora un possesso. Calderolli si libera di Pulvirenti, serve benissimo Murillo che è dal limite, tenta un tocco morbido a scavalcare Nucera, ancora bravo Nucera a non andare giù e riuscire a parare, fa ripartire i suoi. Mammarella si prende questo pallone dall'area di rigore, non può cambiare il portiere Scarpitti, poi Tobe contro Jonas, Cocco che si avventa su questa palla, Nucera la mette in angolo, in fallo laterale scusate, e Jonas questa volta conta fino a 3, fa andare giù Nucera ed è il 5-1 dell'Acqua e Sapononi Grossi. Continua ora il signor Prestito col portiere di movimento, rischia il tutto per tutto mister Scarpitti. Ovviamente la situazione del punteggio si è fatta molto complicata, 5-1, è partita quasi chiusa in questo momento. Tobe per Caruso, Mammarella in uscita bassa con le ginocchia, fa sparire il pallone. Murillo, Cocco, Jonas, Calderolli cambia il campo per Murillo che di testa cercava Cocco centralmente. È iniziata anche Mantova Color Max Pescara proprio in questi istanti, mentre a Dosson, Kame Dosson Ital Service Pesaro 2-6 a pochi minuti dalla fine. Ha segnato anche Titi Borruto. Quindi
fa un altro passo, ammonito Coco Wellington nell'Acqua e Sapone Unicross, e il terzo ammonito nella squadra di Massimiliano Bellarte. Torna in diretta dal Palarigopiano, 5-1 per l'Acqua e Sapone Unicross, 3 minuti e pochi spiccioli alla sirena finale. Signor Prestito che cambia di nuovo con Mancusi portiere di movimento per accorciare quantomeno le distanze. Acqua e Sapone che si difende bassa, poco fa è stato ammonito anche Coco Wellington dopo Murillo e Jesulito. Mammarella che rinvia e trova il sesto gol dell'Acqua e Sapone Unicross, segna di nuovo, secondo gol in campionato per Stefano Mammarella dopo il gol alla Feldi Eboli del girone di andata. Non vedeva l'ora Mammarella di indovinare lo specchio della porta. 17° minuto, 6-1, gol di Stefano Mammarella. Partita praticamente terminata. Calderolli che cercava in tutti i modi di farsi ammonire per saltare la prossima partita di Coppa. Diciamo che ci è riuscito alla fine. Quindi ammonito Fabrizio Calderolli. Sarà il secondo squalificato nella prossima partita di Coppa della Divisione contro la Mirafin. Fuori Jesulito e Calderolli. Sabato prossimo a Pomezia. Due minuti e 20 alla fine, partita ormai quasi in ghiaccio, 6-1 per l'Acqua e Sapone Unicross contro la CMB Signor Prestito, che ha giocato un ottimo primo tempo, soprattutto un ottimo impatto con la partita andando addirittura in vantaggio. Poi con il passare dei minuti ha pagato anche le rotazioni ridotte al minimo. Ci sta provando da un po' col portiere di movimento, ma ha subito anche il sesto gol con la porta lasciata sguarnita da Nucera.
Gol segnato da Stefano Mammarella direttamente con un rinvio dalla propria porta, palla rubata con le mani e subito scagliata nella porta vuota della squadra lucana. Monito anche Luciano Avellino, quindi prosegue la lista degli assenti per la settimana prossima. Anche Avellino non giocherà in Coppa della Divisione e la squadra di Bellarte evidentemente sta cercando di scaricare questo carico di giocatori diffidati in vista della prossima partita. Nicolodi, porta vuota, Nicolodi, Sanchez salva tutto, evita il 7° gol. Nicolodi arriva al limite, è tornato Nucera in porta e subito un'ottima parata del portiere del Signor Prestito. Inizia l'ultimo minuto, Jonas gestisce il pallone, Mammarella, Murillo, Nicolodi allunga la squadra, Nicolodi, Tobbe recupera il pallone, Lignares prova ad andarsene, Lignares, il sinistro di Lignares che permette a Mammarella di guadagnare l'ultimo applauso forse della serata del Palarigopiano. Gran parata di Mammarella, riflesso sul sinistro ravvicinato di Lignares. 30 secondi alla fine, l'Acquesapone Unigross che stacca nuovamente il Real Rieti salendo a 56 punti dopo 23 giornate, 18ª vittoria in campionato, le stesse, anzi una in meno scusate, del Pesaro che ne ha 19. Pesaro che adesso sta raggiungendo quota 60 punti, a più 4 dai nerazzurri. La prossima partita di campionato sarà però Real Rieti Acquesapone Unigross al Pala Malfatti. Prima ci sarà la Coppa della Divisione a Pomezia contro la Mirafin. Dal Palarigopiano è tutto, Acquesapone Unigross 6, Signor Prestito 1. Buona serata da Orlando D'Angelo.